favore evitate di ridere, fatemi concentrare. Come evitate di ridere? Sono venuti qui per questo. No, nel senso che è una cosa impegnativa, diciamo, va, forza. Ah, proprio una cosa seria. Un po' di Atmosfera, suspense, sì. grazie. Natale Zennaro, Ernesto Marino, un po' di atmosfera. Vabbè, Ok. seguiamo. Mi viene già tinto. La moglie dice al marito: amore, voglio farmi un intervento di chirurgia plastica. Il marito, continuando a leggere il giornale, seraficamente ribatte: amore, fare la chirurgia plastica è come cambiare le piastrelle in bagno. Cambi le piastrelle, ma un cesso rimane comunque. Bene, grazie maestro, perfetto, perfetto. Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo pensato, ma il cane non sa leggere. Ora, dal fruttivendolo. Scusi, quanto vengono i carciofi dai fruttivendolo? 2 euro a chilo. E i cachi? Ma dopo lui ti ghionna. Non ridete per favore che deve essere. Questa è più complicata. Una donna si sveglia di notte e vede che suo marito non è a letto. Si infila una vestaglia e scende in cucina. Trova suo marito seduto con una tazza di caffè, seduto e pensa. Sembra che sia assorto nei pensieri molto profondi e fissa un punto oltre il muro. Lei vede una lacrima scendere dagli occhi di lui mentre sorseggia il caffè e gli dice: cosa, caro, che c'hai? Sussurra entrando nella stanza: perché non vieni a letto? L'uomo, guardando il suo caffè, risponde: cara, ti ricordi 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a frequentarci e tu avevi solo 16 anni? E lei: sì, me lo ricordo. E ti ricordi quando tuo padre ci beccò sul sedile della mia macchina mentre facevamo l'amore? Sì, me lo ricordo. E ti ricordi che tirò fuori la lupara e me la puntò in faccia e mi disse: o ti sposi mia figlia o ti fai 20 anni di galera? Sì, mi ricordo pure questo. E con ciò un'altra lacrima sulla grancia. Oggi sarei uscito. Un siciliano. Mi devo riconcentrare, scusa. Un siciliano immigrato torna a casa dopo 2 anni e trova la moglie piena di soldi. Allora chiede: che fu? Vincita al lotto? Che fu cinquina? No, caro. Che fu quaterna? Dice: no, caro. Che fu tenno? E in cacetto fu tenno. Un emigrato catanese torna da Milano e trova la moglie incinta. Beh, ci fa: che è successo? È il miracolo. Arrestasti incinta, io non ti vedo da 3 anni. La moglie: Carmeluzzo mio, la tua foto guardai e tutta mi eccitai. Carmeluzzo: bottana sei, la mia foto mezzo busto era. Dice questa che è l'apoteosi. Il paziente è in analisi sul divano di uno psicanalista, vedi la tragedia. Dottore, sono disperato, mi sono innamorato del cane di mia moglie. Il dottore: ma il cane è maschio o è femmina? Il paziente indispettito: dottore, ma che dice? Certo che è femmina, ci disse che sogno pazzo, no puppo. Ok. Vai. Io... Aspetta. No, mi piace questo esperimento sì, di... è grazioso. Come dire, teatro impegnato, di alta letteratura, anche se volete.
Peraltro dopo aver parlato con un attore Sì, certo, impegnato. bravo come Massimo. Ho comprato... Vai, vai. Ho comprato 2 bistecche di manzo irlandese, ma mio figlio non l'ha digerita perché non mastica l'inglese. Cosa dice? Scusami se l'ho chiamato l'applauso, ma ci stava sulla mimica, ci stava, vai, vai, vai. Quando uno è bravo, vedi, quando uno è bravo, è bravo. Lei è troppo gentile, signor La Rosa, lei è troppo gentile. Quando uno è bravo, vai. Cosa dice un vitello siciliano quando entra nella stalla? Mezzeca, tonnato sono. Aspetta. Qual è il colmo per un negozio di pompe funebri? Dire a un cliente, prego, si accomodi alla cassa. Vabbè, è stato un esperimento, però mi sono divertito. No, però ascoltate. Molto elegante. Non ne sapevo nulla, per cui adesso chiedo il giudizio unico per noi, quello del pubblico. Com'è stato Sasà come attore tragico? Diciamo, vieni qua Sasà. Diciamolo, diciamolo alla catanese o alla siciliana. Così l'abbiamo proprio debuttato stasera. Come attore tragico sei proprio tragico. Esatto, molto tragico. Sei molto tragico. Sasà Salvaggio, Grazie.